Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. I dati confermano che le piccole imprese sono al centro del sistema economico friulano. Matching Day, le imprese incontrano le imprese. Casa passiva, ultima frontiera del risparmio energetico. Nuova regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Anche le imprese di Confartigianato Udine all'edizione 2011 di Castelli Aperti. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Impresa Diretta. Le micro e piccole imprese manifatturiere e di servizi con meno di 50 addetti rappresentano in Friuli Venezia Giulia più del 99% delle imprese extra-agricole. Il dato, diffuso dalla Regione, conferma che il sistema della micro e piccola impresa non solo è l'ossatura ma anche il corpo del sistema economico e produttivo friulano. Per questa realtà però lo Statuto delle imprese, appena approvato all'unanimità dalla Camera, riserva soltanto il 25% delle risorse per gli incentivi. Una percentuale troppo bassa, secondo il presidente di Confartigianato Udine Carlo Faleschini, che propone alla Regione un cambio di passo nelle politiche economiche. Lo stesso Statuto delle imprese contiene, d'altro canto, alcune risposte alle aspettative dei piccoli per essere liberati da costi e vincoli che ne comprimono le potenzialità. Confidiamo, conclude Faleschini, che invita la Regione a fare proprio un analogo provvedimento in un iter parlamentare rapido dello Statuto delle imprese per arrivare presto al via libera definitivo. Grande successo per la terza edizione del Matching Day, la giornata dedicata alle aziende che vogliono sviluppare la propria attività offrendo o ricercando tecnologie, prodotti o cooperazioni, che si è tenuta sabato 26 marzo alla Fiera di Udine. Il servizio. Sì, un contributo che Confartigianato, Compagnia delle Opere, sostenuto per quel po' che può anche dalla provincia, perché noi siamo sensibili a queste iniziative e che vanno a sostenere i nostri imprenditori, dà un'opportunità di aumentare quelle che sono le relazioni delle nostre aziende e la capacità di mettere in relazione la capacità produttiva appunto delle aziende stesse. Quindi è un'occasione questa che viene offerta alle nostre imprese per relazionarsi con il mercato, non solo quello locale ma anche quello internazionale, con la partecipazione appunto della Slovenia. Io ritengo che Confartigianato abbia colto nel segno, dato che nel mondo in cui viviamo, con la presenza di internet e di tutti quegli strumenti elettronici, la capacità di relazionarsi con le relazioni umane è diventata sempre più difficile. Sì, è una cosa positiva, molto importante per avere i primi approcci e dopo approfondirli direttamente il secondo tempo. Questa è la sua prima edizione? No, la terza. Quindi una presenza che si consolida nel tempo? Sì, sì. È la casa passiva l'ultima frontiera del risparmio energetico, ossia un'abitazione che assicura il benessere termico senza alcun impianto di riscaldamento convenzionale, perché la somma degli apporti passivi di calore sono quasi sufficienti a compensare le perdite durante la stagione fredda. Per approfondire opportunità e competenze legate alla casa passiva, lo sportello Energia di Confartigianato Udine organizza un corso indirizzato ad installatori, impiantisti, liberi professionisti, studenti universitari e tecnici degli enti locali. Il seminario, della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà a Udine in via del Pozzo 8, martedì 12 e mercoledì 13 aprile dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Per informazioni e adesioni contattare la responsabile dello sportello Energia al numero che vedete in sovraimpressione. È in vigore dal 1 marzo 2011 la nuova regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda. La nuova raccolta R, come viene definita, sostituisce la precedente edizione recependo i contenuti della direttiva europea in materia di attrezzature a pressione, oltre a tener conto delle nuove fonti energetiche e dello sviluppo tecnologico degli impianti. Per illustrare i contenuti della nuova norma tecnica, evidenziare le novità introdotte e fornire interpretazioni utili alla sua
corretta applicazione, Confartigianato Udine ha organizzato un corso di formazione dedicato a tutte le aziende che operano nel settore, che si svolgerà a Udine lunedì 18 aprile a partire dalle 15. Per partecipare è sufficiente inviare entro giovedì 14 aprile il modulo di iscrizione scaricabile dalla sezione formazione del sito www.confartigianatoudine.com. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio categorie di Confartigianato Udine al numero che compare sui vostri schermi. Si svolgerà sabato 2 e domenica 3 aprile Castelli Aperti, la manifestazione organizzata dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, rivolta a chi desidera scoprire i segreti dei castelli, ammirarne i magnifici giardini, i saloni e le collezioni d'arte, memorie d'altri tempi. Le imprese di Confartigianato Udine, Noindu De Antoni De Martin, Fratelli Rossitti, Legatoria Artistica Ciani Giovanna, Fucina Longobarda Mazzola, Maffù, Piccotti Arte, Cantoni Walter, La Fornacina mostreranno le loro creazioni e illustreranno agli ospiti saperi e arti poco note, offrendo la possibilità di conoscere la maestria dei mestieri con cui le botteghe arricchiscono il territorio. Verranno inoltre illustrati la qualità dei prodotti, i materiali usati e le tecniche di lavorazione del legno, della lana cotta, del ferro battuto e dell'oro. Questa edizione di Impresa Diretta finisce qui. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro. Ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia. Tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani e di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.